Tasse portuali, cosa ne pensa di questa reintroduzione delle imposte anche per quanto riguarda per esempio i porti di Trieste e Monfalcone? No, c'è stata questa variazione più che altro, le imposte so che erano bloccate da diversi anni, so che siamo molto più bassi rispetto agli altri porti italiani, è chiaro che dopo bisogna sempre maneggiare la parte di pressione fiscale con estrema cura perché è un fattore di attrattività non indifferente. Qualche episodio di violenza a Trieste, cosa può dirci? È preoccupato? Come si può intervenire? Io ho parlato col questore e ho parlato con il prefetto, devo dire che da questo punto di vista sono casi che ci preoccupano, però non dobbiamo generalizzare, dobbiamo preservare e scusate ovviamente se sto estremizzando, ma sono contento che ci sia diciamo una reazione generale a problemi di questo tipo. Perché? Perché vuol dire che fortunatamente abbiamo un territorio sicuro e la gente non si rassegna e non dà per scontato che queste cose possono avvenire, proprio perché è un territorio che è sicuro. Da altre parti d'Italia purtroppo invece non c'è neanche più la reazione della popolazione, perché in alcune aree è dato per scontato che fatti come questi possono avvenire. Noi per quello dobbiamo preservare, fare una reazione durissima anche su questi fatti che sicuramente non sono sistemici, ma dobbiamo bloccarli sul nascere.